Il nuraghe Candelarge, immerso nelle campagne di San Giovanni Suerge, in località Palangia, è una delle testimonianze nuragiche più importanti del territorio del Basso Sulcis. Il suo riutilizzo più recente è testimoniato dai resti di un rudere che si accosta in maniera evidente al nuraghe. Negli ultimi anni l'area relativa al monumento è stata oggetto di studio e pulizia. Nell'area che sembrava vicina al nuraghe, al villaggio, dove abbiamo trovato una sorta di recinzione che può essere l'antemurale, e qui nella grande capanna. Manca molto ancora per lavorare. I lavori, che si sono interrotti a causa della pandemia, sono ripresi queste settimane a cura dei volontari dell'Associazione Quadrifoglio 95 sotto la supervisione dell'archeologa spagnola Araceli Rodriguez. La polizia si è limitata alla grande capanna distante qualche decina di metri dal nuraghe, che riporta resti strutturali visibili con un andamento temporale che va dal Bronzo Medio fino all'epoca romana. Abbiamo concentrato il lavoro di scavo nella grande capanna per pulire e anche trovare bene l'ingresso alla grande capanna. Abbiamo trovato alcune novità, come questi pezzi di pietra, questi blocchi di pietra che sono elaborati per fare un ingresso che sembra forse sia monumentale. Ore di lavoro sotto il sole, in balia degli elementi atmosferici, a disposizione gli strumenti adatti allo scavo archeologico. Stesso monumento da anni, eppure ogni anno nuove scoperte. Finalmente, dopo un anno di pausa dovuto al Covid, abbiamo ripreso con nostra molta felicità. Sì, un po' di fatica c'è, però la soddisfazione è tanta, specialmente quando si trovano alcune novità, quindi ogni anno si scava, ma siamo ripagati anche dalla soddisfazione di trovare qualcosa di nuovo ogni anno.